Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo un importante aggiornamento sulla rosa in vista della partita contro il Milan a San Siro. Secondo gli inviati di Radio Marte a Castelvolturno, Giacomo Raspadori non ha partecipato all'allenamento di gruppo, ma è stato gestito dall'accompagnamento per essere protagonista della partita contro il Milan. La società non è preoccupata e lo aspetta in campo da titolare, tuttavia, Victor Osimhen è ancora un'incognita. Non si è allenato nei 15 minuti aperti alla stampa e cerca di essere convocato almeno in panchina. Sky Sport ha riferito che Osimhen si è allenato in modo personalizzato e lontano dagli occhi indiscreti degli altri campi di Castelvolturno. Il club non vuole correre rischi evitabili e, in caso di dubbio, aspetterà fuori. Un'altra possibilità è usare Irving Lozano come falso 9, con Kvicha Kvaratskhelia che gioca a sinistra e Matteo Politano a destra. Ciò però significherebbe spostare il messicano sulla fascia sinistra, dove quest'anno non ha mai giocato con Spalletti. E poi tifosi azzurra. Cosa ne pensate di questi aggiornamenti? Lascia i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace al video. Ora una domanda per te. Quale giocatore pensi che si distinguerà nella partita contro il Milan? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto. Grazie per la visione e fino alla prossima volta. Forza Napoli sempre!